Sono un giovane imprenditore perché dal 2015 ho fondato insieme alla mia famiglia l'azienda agricola per la produzione del vino. Ho avuto accesso alla misura 11 del bio, del PSR, e questo è uno dei tanti privilegi che abbiamo noi giovani a favore appunto della regione. Ci vengono dati degli aiuti per poter produrre, andare avanti e lavorare nel miglior modo possibile. La mia Sardegna e soprattutto la mia Mamoiada, è tutto in casa. La passione mi è stata tramandata da mio padre, che a sua volta l'ha appresa dal suo, e poi abbiamo voluto omaggiare con le nostre etichette il costume sardo di Mamoiada, perché Mamoiada è nato uno dei balli tipici che Zupa su Torrao, quindi abbiamo voluto dare un'identità al nostro prodotto, perché la nostra filosofia è molto semplice: produrre un vino sano e di carattere che trasmetta a chi lo degusta tutte le sfaccettature del luogo in cui viene prodotto, che è Mamoiada. Biologico è uno dei grandi vantaggi che abbiamo noi viticoltori di Mamoiada. Questo perché? Perché Mamoiada ha un terreno vocato per la produzione vitivinicola, quindi non siamo andati a creare qualcosa che non c'era. Siamo andati a certificare e a raccontare quello che è il nostro lavoro, perché noi realmente, grazie al nostro microclima e alle nostre viti, riusciamo a tenere in perfetta salute le nostre piante con 2, massimo 3 trattamenti nelle annate più difficili. Quindi questo è un valore aggiunto che noi abbiamo e che dobbiamo raccontare, perché al giorno d'oggi fa la differenza. Invito tutti i giovani che si devono insediare in agricoltura di informarsi e accedere a tanti bandi, tante opportunità che la Regione Sardegna offre per poter lavorare e crescere. Il mio grande rimpianto è non aver avuto accesso tempo fa al primo insediamento, e quindi invito i nuovi insediati a farlo, perché ci sono tante opportunità che la Regione Sardegna offre.